Ciao pupe, allora nuovo video tutorial, sì tutorial, tanto non è che sono chissà quanto brava, però comunque ho visto che sotto nel video del giveaway mi chiedevate un non trucco a piacere, quindi con la mia fantasia. Quindi non ho idea proprio di come truccarmi, quindi già comincio a uscire le mie palettine perché non avendo idea non so neanche cosa utilizzerò e cosa no. E via. Pronto, partenza, via. Allora, innanzitutto come al solito utilizzo il fondotinta e lo metto anche un po' sull'orecchio che purtroppo ce l'ho un po' rosso perché per mettermi questo orecchino circa 5 minuti fa ho smanettato un pochino ed è rimasto un po' rosso e vado a mettere tutto con la mia spugnettina, tutto picchettando. Per ora sono alquanto, direi, fissatissima con una canzone troppo bella. Intanto utilizziamo come primer questo qui. Ho messo anche il correttore, ma la telecamera ha deciso di non registrare più, quindi non vedrete quella parte. E questo, rifarò anche tutto il discorso della canzone che mi piace per ora, perché si è stoppata, io me ne ero accorta. Comunque, utilizzo il correttore della costa, cioè il correttore del primer. E vi stavo dicendo comunque che praticamente per ora sono fissata con la canzone Shake It Off di Taylor Swift. È una canzone fantastica, a mio parere, proprio veramente bella. E quando ho scoperto che era di Taylor Swift ci sono un attimo rimasta, non per cosa, ma siccome Taylor Swift non mi ha mai tanto affascinato dal suo genere, perché non è il mio genere, non perché è una bruttissima ragazza, perché non sa cantare, perché comunque è impossibile dirlo, perché è bellissima, in più fa delle canzoni orecchiabili, ma non è il mio gusto musicale, quindi io non l'ascoltavo. Appena poi ho visto che la cantante, cioè nel senso che questa canzone era cantata da lei, ho detto bellissimo. Poi ragazzi il video è fantastico. Comunque voglio fare il make up con la click, vediamo. Quindi fantastico proprio, c'è un video stupendo. Allora. Faccio il miscuglio, vediamo che viene fuori. Faccio il miscuglio di questi due colori, un verde scuro e un verde chiaro, un shimmer, e li metto qui nella piega, cominciando già a dare la forma al... maniera. Boh, non so che trucco fare, quindi proviamo a utilizzare questi colori qui. Vedete, do un attimo questa forma, il trucco di occhio allungato. Sono bellissimi questi colori della click, perché oltre a essere, come posso dire, oltre a essere shimmer e ben pigmentati, sono fantastici. Cioè sono facili anche da lavorare. Ok, io ho un attimo sfumato questa forma che ho dato. Ok, è verde, non lo so, boh, non so proprio. Prendo un altro pennello e vado a prendere questo color tipo tortora, ecco, che è proprio a fianco all'oro e a fianco al verde chiaro. E lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile, scotolando un po' il pennellino perché sono polverosi. Però non su tutta, l'angolo interno no, quindi fino a magari qui, non andando oltre l'angolo interno. Oggi non capisco perché, ma questa telecamera non rende tanto, cioè non si vede tanto bene. Non lo so. Devo provare a sollevarla un pochino. Vediamo con questo coso del lip gloss. Vediamo adesso. Non so. Quindi mettiamo questo colorino qui. Intanto lo andiamo a pigmentare, sì, a picchettare sulla palpebra mobile tranne angolo interno. Ok, molto tonale.
comunque sto vedendo come trucco. Poi prendo un pennellino un po' più piccolino, ecco perché scivola sto coso qua, un pennellino un po' più piccolino, e vado a mettere all'interno dell'angolo, quindi nell'angolo interno, questo colore qui, che si chiama Scheherazad's Tale. Scusate, ma io con l'inglese sono proprio una pippa. Comunque sembra un rosa shimmer, lo vado a mettere nell'angolo interno. Vado sempre a scotolare perché essendo molto polveroso potrebbe esserci parecchio fallout, finché è poco, e anzi da me si sta verificando solamente fallout di brillantini. Finché è poco, ok, ma avendo già fatto la base, voglio un attimo evitare di avere dei fallout. Bello, è un trucco abbastanza autunnale. Adesso prendo un pennello da sfumature, come questo, e vado a sfumare tutto l'interno, per avere tutti i colori dal loro, come si dice, tutti i colori amalgamati, ben amalgamati, tipo un piatto di pasta tra di loro. Ok, ok. Vi avvicino un attimo la telecamera così vediamo anche. Non si vede un Kaiser. Non si vede un Kaiser oggi, ma perché? Non lo so. Boh, comunque, veramente, veramente carino questo coso. Vado a fare un attimo di nuovo col verde più scuro. L'angolo esterno. Vado a intensificarlo. Intensifichiamo, dai. Questa Arabian Night della Slick, forse non ho detto neanche che numero è sta palettina. Comunque la Arabian Night è veramente veramente ottima come palettina. Ha dei colori bellissimi, invernali soprattutto, perché comunque abbiamo oro e tutti i colori invernali prettamente. Vi faccio un po' di passata di tortora e anche un po' di passata di rosa, mentre vado un attimo a sfumare. Ok, allora per quanto riguarda adesso sotto l'arcata sopraccigliare, ci sono arrivata finalmente. Ok, vado a prendere questo duo ombretto, il 203 di L'Oréal Paris, che sto per terminare, tipo. Ok, è questo qui. E con un pennellino piatto vado a prendere questo qui col buchetto, sarebbe un panna un po' shimmer, lo vado a mettere qui per intensificare l'occhio. Ok, questo è il trucco, vado un attimo a sfumare di più. Ok. Per quanto riguarda gli occhi e la matita, quindi mi mantengo sempre sul marroncino. E utilizzo questa matita qui di una sottomarca che si chiama Viny, che è questo bel marrone. E vado a fare tipo una linea d'eyeliner attaccata alle ciglia. Ok, e la tiriamo un po' su la punta, ma non troppo. Ok, andiamo semplicemente a contornare, vedete? Ok. Boh, questa è la mia fantasia di oggi, non so, un trucco molto molto autunnale. Vediamo se si vede. Ok, si intravede qualche cosina. Boh. Ok, e la vado a mettere anche nell'angolo esterno della rima inferiore esterna. Così, fino a più o meno metà occhio. E aspetta, mettiamo anche, perché stavo pensando a una cosa, ma conviene anche metterla all'interno dell'occhio della rima, quindi superiore. Così, leggermente, per non avere troppo il distacco.
Scusate, ma mi sviene sempre il cellulare. Aspettate che devo trovare il modo. Ok, messa anche quindi nella rima superiore dell'occhio, vado a prendere una matita color burro, se ce l'avete, ve la devo un attimo cercare, o di color burro, comunque di un color rosa chiaro, perché bianco secondo me con questi colori c'è troppo distacco. Io purtroppo ho terminato la matita burro e quindi utilizzo questa qui che è della Essence, non si vede un cactus, ok, della Essence Long Lasting del 10 Almost Famous. Ok, un pochino si vede. La vado a mettere all'interno dell'occhio e resta molto 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 naturale. Quasi impercettibile. Ok, si vede ma è quasi impercettibile, vedete? Io avevo un'altra matitina come questa marroncina che ho utilizzato prima, questa della Vine, marroncina. Io ce l'avevo pure burro, ma penso di averla terminata, perché non la trovo. Ah, no, l'ho trovata. Ok, non l'ho terminata, ma l'ho fatto comunque per terminare. Questa qua champagne e burro. E vado a fare una passata pure con questo. È molto molto leggera, cioè si percepisce ma non si percepisce. Ho troppe matite, devo comprare un altro contenitore e dividere le matite occhi, labbra, perché ho troppo macellino. Adesso per quanto riguarda il mascara, utilizzo sempre lo stesso? No. Dai, proviamo oggi questo qui della Mua che avete visto nella haul, appunto, dei prodotti che ho acquistato da Machillalia. Lo scovolino in questa maniera. Come prima applicazione, le ciglia superiori mi piacciono abbastanza, perché ha questo pettinino all'estremità più bassa, che è molto molto piccolo e sottile, quello più grossino nell'estremità più alta. Vediamo. L'occhio me lo fa in questa maniera. Mi piace. Come prima applicazione, poi vedremo col tempo, casomai vi faccio sapere. È da tanto che non facevo un video trucco dove chiacchieravo, tipo, sempre voce fuori campo. Ok. Ok, ok, ok. Ok, vediamolo bene. Adesso andiamo con le sopracciglia, va? Metto un pochino di questa matita che è la 02 della Costo. Adesso vado a pettinare per, diciamo, sfumare l'effetto che dà la matita stessa. Andiamo a bloccare col mascara gel di Essence. Ok. Quando vado a mettere questo mascara sembra che ho delle sopracciglia immense, quando in verità non è così. Quindi prendo un attimo lo scovolino e le pettino un attimo. Li sistemo magari, perché comunque
Ogni volta che metto questo gel, finché non si asciuga, comunque anche già asciugato, sembra che ho delle sopracciglia giganti. Mettete indietro, perché io poi la matita faccio solamente un poco all'inizio. Ma comunque, per quanto riguarda il blush, vado ad utilizzare questa palettina che è la H10, se si vede, ok, non ha un nome, niente, e ha appunto, come ho fatto vedere forse in qualche altro video, questi blush e non solo, io lo utilizzo come illuminante perché è molto chiaro. Ok, allora, se volete qualche informazione su questa palette, visto che comunque ha dei colori come c'è dei blush, io, basta che me lo chiedete, io ve la do sicuramente. Prendo, no non è questo, scusate, prendo il mio pennellino da blush, giustamente, e vado a mettere un colore non troppo scuro e manco troppo chiaro. Che è un color pesca chiaro, ma non troppo scuro, cioè è chiaro ma non troppo chiaro. Vado a mettere un altro color peschetta qui per dare colorito, vedete? Perché prima vado con quello chiaro, vado a dare una base e poi vado con quello un po' più scuritto. Adesso con un pennellino diverso, differente, ma non so quale utilizzare, utilizzo questo qui di Essence, vado a prendere l'illuminante e lo metto qui, e sfumo bene con... l'unica pecchietta è che è un po' polverosa, ma alla fine è un blush, se non un blush, e l'illuminante ha dei glitterini, non troppi giustamente. Comunque, poi arriviamo alla cipria. Cipria è sempre la solita, questa qui di Essence, che vado a mettere con la mia spugnettina, che conservo sempre qui per evitare che si polvera. Vedete? Ok. Io vado a picchiettare sul viso. È veramente ottima. Ok, veramente buona, comoda, fantastica comunque. Ok, rossetto, vado ad utilizzare io il pennellino, se sapessi dov'è, non ce l'ho più. Dove sto? Ok, vado a prendere questo colore, questo rossetto che è della Makeup Revolution, aiuto. Ed è la Makeup Revolution, vedete? Ed è il numero è Bliss, non c'è un numero. Allora, e questo pesca qui, e lo vado a mettere con questo perché è molto come consistenza non mi piace tantissimo, quindi va nelle paillette, molto chiaro, quindi bisogna lavorarlo, vedete? Se no come base quale posso mettere? Base. Metto questa matita innanzitutto color carne rosata come base sulle labbra. Ok, in questa maniera. Adesso prendo il pennellino e vado a prelevare il colore dal rossetto. Con il pennellino più intenso, dopo aver fatto una prima passata. Per quanto riguarda la consistenza non mi piace per il semplice motivo che, vedete? Rimane quasi trasparente qui. Boh. Niente ragazze, questo è il trucco che oggi mi è venuto in mente di fare. Vi faccio vedere una panoramica. Vediamo davanti la finestra se si vede meglio. Allora, questo è il trucco degli occhi. Le labbra. Spero vi piaccia. Vi mando un bacione, poi è veramente bello perché è molto autunnale. Vi mando un bacione gigante. Aiuto! Ciao!